Alla 1 parte Alessandro Visintin, Idros. In corsia 2 Lorenzo Coan, notto di nuoto 74. In corsia numero 3 per il Gymnasium Pordenone, argento ai criteri di Riccione. In questa gara dei due rana, Daniel Zammattio. In corsia 4 Alessandro Gavelli, Gymnasium Pordenone. Alla 5 il campione giovanile di questa gara, Tobia Svaldi, Antares Nuoto. In corsia 6 Edoardo Marconato, Sporting Club Noale. Alla 7 Simone Buttazzi, notto di nuoto 74. In corsia 8 Vittorio Marchetti Rossi, Bissauro. In acqua la finale dei 200 rana junior maschi, record della manifestazione l'atleta in corsia 4 Alessandro Gavelli, ottenuto l'anno scorso 2:19 e 38. Gavelli classe 2000 e dunque al secondo e ultimo anno della categoria junior, più giovani Zammattio alla 3, Svaldi alla 5, classe 2001. Sono proprio questi tre atleti che conducono ai 75 metri e si riportano verso la testata principale per andare al tocco della parete per la quarta volta, virata dei 100 metri. 1,757 Gavelli, Zammattio 1,791 e poi Svaldi che ieri ha vinto la prova dei 100, 1,08 e 0,7. Ancora sulla stessa linea questi tre ragazzi alla virata dei 150 metri con Svaldi che dalla terza posizione passa alla prima, 1:43,44 l'intertempo e poi Gavelli e Zammattio sempre ad inseguire. Tutto da decidere per questa finale, ancora gli atleti in lotta e si contenderanno le medaglie fino all'ultima bracciata. Occhio anche al record 2:19 e 38. (2:18,99) Tobia Svaldi alla vittoria di questa finale e va a ottenere anche il primato della manifestazione. Per un centesimo sotto il suo precedente record, Alessandro Gavelli 2:19,37, poi Zammattio per la terza posizione 2:19,40.